Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento in diretta che anticipa il telegiornale delle 13:20. Siamo in attesa di collegarci con l'ospite previsto per oggi, che fa parte, come sapete, noi ogni martedì ci occupiamo della settimana sociale dei cattolici in Italia con delle piccole tappe che ci porteranno all'appuntamento che fra l'altro scatterà se non vado errato tra 2 settimane. Intanto che il collegamento viene perfezionato, direi di cominciare un attimo a guardare le prime pagine dei quotidiani di oggi, poi andremo magari, se avremo tempo, dentro il Piccolo e dentro il Corriere della Sera. Comunque, per quanto riguarda, per esempio, vedete la prima pagina di Repubblica, Unione Europea, la ritirata di Meloni. La leader di Forza Italia si sfila dalla trattativa, snobbata da popolari e socialisti, rischia la fuga dei conservatori verso Le Pen. Alla cena tra i capi di governo affiorano i veti incrociati sulle nomine in seno all'Unione Europea, no di Tusk al socialista Costa come presidente. Vedete a lato la letteratura sfida la politica dell'odio di Antonio Scurati. Antonio Scurati è stato nominato Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia. Verrebbe da chiedersi, non senza una certa cattiveria, se non ci fosse stato tutto questo caos attorno alla sua mancata partecipazione a quella trasmissione RAI, se avesse, chissà, forse non avrebbe ricevuto appunto questo, però insomma, ripeto, questa è una cattiveria. Domenica sera c'è stata una contestazione da parte di alcuni militanti filo-palestinesi nel corso della Repubblica delle Idee a Bologna e è stato contestato lo scrittore israeliano David Grossman, e Luigi Manconi sottolinea come siano stati un errore i fischi appunto a Grossman. La Premier e gli impresentabili è invece il commento di Andrea Bonanni alla situazione in cui si ritrova il nostro Paese per quanto riguarda le nomine europee. Andiamo dalla Repubblica al Giornale. Il Giornale subito sotto il titolo "Toti va avanti, niente dimissioni", intervista al legale del governatore della Liguria che è agli arresti domiciliari da più di un mese, chiesta la possibilità di incontrare gli esponenti della sua maggioranza. Per quanto riguarda invece le questioni europee, il Giornale titola "Ursula bis", cioè von der Leyen bis, Meloni frena, veti sull'appoggio dei conservatori, trattativa in salita, Meloni no ad accordi preconfezionati. Poi altro problema che ha a che fare molto anche con l'Europa, c'è la data delle nozze ITA-Lufthansa, manca l'ok, dice Giorgetti che ha detto il matrimonio sa da fare, però dice non è da escludere che insomma, ci sia un po' di apprensione perché non si presenta Don Abbondio, ma insomma la questione dovrebbe essere risolta, e chissà che poi non faccia parte anche di un quadro complessivo generale che riguarda appunto l'Unione Europea. La morte, il suicidio del generale Graziano, presidente di Fincantieri, perso senza mia moglie. Per quanto concerne diciamo anche le questioni europee, a questa Europa serve un governo di unità, scrive Augusto Minzolini. Dal Giornale andiamo al Fatto Quotidiano. Non si legge benissimo il titolo del Fatto Quotidiano, la prima pagina, no, si legge invece: passate le elezioni, Meloni invia i super missili a Kiev, la NATO vuole più testate nucleari in Unione Europea pronte all'uso, ieri no, oggi sì, Dio, Patriot e famiglia è la battuta
di Natangelo. Marine Le Pen infrange il tabù NATO, l'Ucraina non può vincere, la pace va negoziata con Putin. Questa è, scrive il Fatto Quotidiano, la destra che sfida Macron. Una settimana di assedio a Netanyahu che liquida il gabinetto di guerra, più forte Gallant, Gvir meno. E poi andiamo dal Fatto Quotidiano a Libero, così facciamo, come dire, osserviamo una sorta di par condicio. Per colpire Meloni boicottano l'Italia, trattative a Bruxelles, il Premier frena l'intesa che ci escludeva dai ruoli chiave nell'Unione, intanto l'opposizione rema contro a colpi di dossier. Elettori ignorati, via libera europeo alla legge ammazza agricoltura. L'esempio da seguire: Tortora rinunciò all'immunità, Salis invece, 3 puntini, scrive Daniele Capezzone. C'è un'intervista a Mastella: io come Totti la sinistra non impara mai. Quei calcoli piccini di Francia e Germania è il titolo invece dell'editoriale di Mario Secchi. Tarantino nel mirino dei fan di Hamas, Tarantino ha elogiato i soldati israeliani. E poi c'è anche come dire, un attacco a Serena Bortone che dice parla di addio alla RAI e fa la martire, frigna preventivamente, il titolo piuttosto duro. Blu troppo scuro, accuse di fascismo alle divise Armani. Scrive Francesco Storace, delirio sulla nazionale. Allora andiamo avanti. Allora non riusciamo a collegarci via Skype con il nostro ospite, il professor Roberto Louvier, che è docente all'Università di Trieste, però abbiamo la possibilità di fare un collegamento telefonico. Io intanto ringrazio il professor Louvier per essere collegato con noi. Buongiorno. Sono Roberto Louven, sì, chiedo scusa. Anche se docente dell'Università di Trieste. Buongiorno professore, grazie per essere comunque collegato con noi. Allora, come dicevo, noi affrontiamo ogni martedì un piccolo step verso la settimana sociale dei cattolici in Italia, e quest'oggi l'argomento di cui ci occupiamo è la democrazia alla prova della comunità, ed è appunto una delle piazze tematiche che contraddistingueranno questi appuntamenti. Secondo quale tipo di impostazione, professore? Allora, intanto è un appuntamento molto frizzante, molto interessante, perché pone al centro il problema della partecipazione, del coinvolgimento attivo della cittadinanza in genere, vorrei dire anche più specificamente dei giovani, perché siamo in tempi di rapidi cambiamenti e anche le idee che noi abbiamo della democrazia e della partecipazione sono duramente messe alla prova della trasformazione sociale, della trasformazione tecnologica e anche un po', se mi è consentito, della curvatura un po' autoritaria che sta prendendo il potere a molti livelli, cioè l'idea per cui una volta eletti, investiti formalmente dalla democrazia rappresentativa di determinati poteri, coloro che governano hanno la responsabilità e tirano dritto senza necessariamente il confronto, il coinvolgimento, il dialogo con le comunità, e questo credo che necessiti di un profondo ripensamento. Intanto è bello che il ripensamento abbia luogo in una piazza. Sì. Nel caso triestino dell'appuntamento che noi abbiamo per il 5 luglio è in piazza Ortis, e Ortis era un bibliotecario di formazione,
e la Biblioteca Ortis è un luogo di contatto, di comunità che io personalmente apprezzo particolarmente. Il coinvolgimento a dimensione cittadina ma anche a dimensione rurale, perché in fondo non esistono solo le città, esiste un contesto territoriale articolato intorno a noi, oggi ci vede sempre più distanziati, sempre più lontani gli uni dagli altri, ed è importante ricreare piazze fisiche e piazze virtuali nelle quali ritrovarsi gli uni a contatto degli altri, perché la democrazia non è solo procedura, non è soltanto il bigliettino da mettere in un'urna ogni 5 anni per dare poi un giudizio a chi ha governato, ma è un processo continuo, una specie di massaggio, ecco, vorrei dire continuo, no? Nella comunità, a confronto gli uni degli altri. E siccome si sono aperti sul piano anche delle regole della nostra Costituzione, degli spazi diversi, con il principio di sussidiarietà, per esempio, che è stato introdotto 20 anni fa nella Costituzione, proprio partendo dalla dottrina sociale della Chiesa e dai stimoli molto forti che ha fornito anche al dibattito politico e culturale. Oggi si tratta di dare motore a questa idea di una democrazia dal basso, una democrazia partecipata, e non rinchiudersi in logiche né solo algoritmiche, cioè di decisioni meccaniche e matematiche, se vogliamo semplificare così il discorso, né solo liberistiche, cioè di autonomia del solo individuo, libera scelta, ma individui atomi che viaggiano su traiettorie separate gli uni dagli altri, ma in maniera molto sociale, molto di comunità costruita, fatta di legami forti, fatta di rapporti intergenerazionali, fatta di rapporti territoriali, perché non è solo democrazia pensare e votare su un computer, ma farla con i vicini di casa all'interno di un condominio, farla con i vicini di quartiere su scala più alta e così via. Questo è un po' un'idea di rovesciamento anche del potere, non solo dall'alto verso il basso, ma esercitato in maniera costruttiva dal basso verso l'alto. Professore, l'appuntamento diceva è il giorno 5, quindi se non mi sbaglio è venerdì? È il venerdì 5 luglio, sì, nel pomeriggio in Piazza Ortis, e non è un appuntamento, per fortuna vostra, soltanto con me, ma con altre persone molto attrezzate per questo tipo di appuntamenti. In particolare mi permetto di sottolineare la presenza di un amico e collega di grandissimo valore che è Gregorio Arena. Non so se avrete prossimamente l'occasione di sentirlo, ma Gregorio Arena è un faro nella costruzione del bene comune localizzato anche nella dimensione urbana, nella dimensione cittadina, perché è all'origine del laboratorio della sussidiarietà, l'Apsus, e della scuola dei beni comuni, che oggi a Roma è una vera fucina di pensiero e di azione nella rigenerazione di un'amministrazione partecipata a livello locale. Quindi è un appuntamento per me interessante, e spero che lo sia anche per molti di voi, perché ci permette di incontrare questo che non è solo uno studioso che viene dall'Università di Trento, dove per molti anni ha insegnato diritto amministrativo, ma viene da questa esperienza e da questa azione, vorrei dire, per i beni comuni, perché il bene comune è poi la parola chiave, ecco, che ci fa intrecciare questi rapporti. Professore, io la ringrazio per essersi collegato con noi, le auguro buon lavoro in attesa di rivederci eventualmente proprio in occasione dell'appuntamento del 5 di luglio. L'appuntamento è preso in Piazza Ortis il 5 luglio. Grazie, è stato un piacere, un saluto a tutti. Grazie ancora al professor Louvain.
per essere stato in nostra compagnia. Prima di salutarvi c'è una notizia un po' triste per quanto riguarda, sapete che in genere questa è anche, come dire, è anche una zona franca, nel senso che possiamo anche segnalare delle cose particolari che non hanno necessariamente a che fare con, diciamo, con la nostra città. La notizia è battuta, la vedete adesso nei giornali in questi minuti. È morta Anouk Aimée. Anouk Aimée è un'attrice francese, fa parte di quella, come si dice, di quel numero di attori ed attrici francesi che molto hanno lavorato con il cinema italiano. In particolare Anouk Aimée ha lavorato nella Dolce Vita e in 8 e mezzo di Federico Fellini, ed anche in un bellissimo e misconosciuto ai più film di Bernardo Bertolucci che si intitola La tragedia di un uomo ridicolo, con Ugo Tognazzi, ma Anouk Aimée ha lavorato anche con Marco Bellocchio. Insomma, era un pochettino nostra, ecco, insomma, possiamo considerarla italiana. Vi ricordo che oggi c'è come sempre anche l'appuntamento delle 18 con Trieste in diretta, ma adesso vi lascio alla pubblicità e quindi al telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. È stato chiuso per l'ennesima volta il bar Queen di via Sette Fontane. La decisione del questore è motivata dalla sfilza di segnalazioni che gravano sui frequentatori del locale. Il questore ha disposto, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 30 giorni del bar Queen, sito in via Sette Fontane, con conseguente sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Dalle verifiche effettuate da personale della Polizia di Stato è emerso che il locale è da tempo divenuto punto di incontro, specialmente nella fascia serale e notturna, di persone con a carico numerose segnalazioni di polizia che fanno uso smodato di bevande alcoliche, diventando fonte di disturbo alla quiete pubblica. Il locale è stato anche oggetto di numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine a causa delle frequenti liti fra avventori. L'attività di controllo effettuata negli ultimi mesi da parte della Polizia di Stato ha consentito di accertare come gli avventori del pubblico esercizio siano soggetti su cui gravano segnalazioni di polizia e precedenti penali per varie tipologie di reati, in particolare contro il patrimonio e concernenti l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il questore, valutata la necessità di attuare urgenti e adeguati correttivi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dopo un'attenta stima degli elementi obiettivi riscontrati e al fine di contrastare e reprimere fenomeni che destino allarme sociale, ha decretato il provvedimento amministrativo. Voto unanime da parte della quinta commissione consiliare del Friuli Venezia Giulia sulla risoluzione per la sessione europea 2024 con cui il Consiglio regionale intende prendere parte alla fase ascendente del diritto comunitario. Se ne parlerà in aula in serata con Diego Bernardis, Federica Presidente, come unico relatore. Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 è trasformare il presente e prepararsi al futuro con 6 priorità: Green Deal europeo, Europa pronta per l'era digitale, economia al servizio delle persone, Europa più forte nel mondo, promuovere il nostro stile di vita europeo e nuovo slancio per la democrazia europea. Torniamo adesso sulla situazione del Silos prossimo allo sgombero e alla pulizia degli spazi interni assieme al capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco che plaude a questa operazione.
Il centrodestra comunale è compatto e tira dritto, spedito riguardo l'operazione dello sgombero del Silos, l'allestimento provvisorio del campo scout e di campo sacro come luogo d'accoglienza per i richiedenti asilo e la necessità di aumentare i trasferimenti in altre città di tutte quelle persone che non trovano un posto in accoglienza a Trieste. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alberto Polacco plaude al raggiungimento dell'obiettivo di liberare e bonificare l'imponente struttura che fiancheggia la stazione centrale. Finalmente ci siamo col Silos e chiudiamo quella di una situazione che non era accettabile per la città. Le persone che oggi occupano il Silos saranno ricollocate in altre regioni d'Italia in un piano nazionale di ricollocamento. Ma i problemi non mancheranno, almeno sulla carta, poiché i flussi dalla rotta balcanica storicamente non si arrestano di colpo, anzi d'estate aumentano in virtù del clima favorevole. Quindi, di concerto con l'esigenza di trovare una collocazione a chi arriverà in città, si pone un problema già visto in passato, ovvero quello di tenere blindati i luoghi come il Silos e i magazzini del Porto Vecchio, che considerate le loro dimensioni, lo stato d'abbandono e la loro natura di luoghi poco in vista, sono stati ciclicamente riaperti e riutilizzati come dormitori. Il discorso relativo invece all'accoglienza di chi arriverà prossimamente nei prossimi mesi a Trieste, è previsto quel centro ad alta rotazione che abbiamo individuato a Prosecco nell'ex campo scout e soprattutto un piano comunque nazionale che consentirà di ammortizzare quelle che sono le presenze a Trieste. Ribadiamo, situazioni così di degrado non le vogliamo più vedere. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Dovremmo essere appunto collegati con Palazzo San Sebastiano. C'è l'ispettore Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a tutti. Cosa ci racconta intanto di questa mattinata per quanto riguarda appunto traffico e viabilità? Ma diciamo che per quanto riguarda il traffico non era sostenuto, anche nelle zone dove teoricamente per lavori poteva esserci qualche problema. Mi riferisco alle rampe della grande viabilità Campilisi. Ma non abbiamo avuto problemi grossi, nemmeno la chiusura della galleria Carso in discesa a direzione Trieste ha avuto ripercussioni grosse su Viva d'H. Faccio presente che abbiamo avuto un momento di crisi in San Michele dove si è incastrato un bus turistico, ma abbiamo risolto nell'arco di una mezz'oretta. Ricordo la chiusura della bretella da Largo Santos verso piazza Duca degli Abruzzi, la chiusura di via Romagna 36, che visto che abito in zona trovo sempre macchine che scendono e poi ritornano indietro, quindi non è il caso di andare là. E per quanto riguarda la giornata di domani, faccio un anticipo, c'è il giuramento delle reclute pubblica sicurezza a San Giovanni, quindi sono previste almeno 1500-2000 persone a vedere gli allievi, quindi probabilmente la situazione da San Giovanni sarà un po' caotica. Intorno alle ore 10 c'è il giuramento, quindi giusto per notizia. Perfetto. Ispettore, se non c'è altro io le lascio il suo lavoro e le auguro una buona giornata. Altrettanto a tutti quanti, saluti. Grazie all'ispettore Gurtner. Adesso possiamo andare in Consiglio regionale, dove dopo il voto europeo con la netta vittoria di Fratelli d'Italia cambieranno gli equilibri nella maggioranza che regge la regione? L'abbiamo chiesto ad alcuni esponenti di maggioranza e di opposizione. Come cambiano gli equilibri politici in regione dopo il voto europeo, che ha visto la netta affermazione di Fratelli d'Italia sugli altri partiti che compongono la maggioranza di governo? Il capogruppo in regione del partito di Giorgia Meloni non ne fa una questione di poltrone, anzi. Non cambieranno perché, come abbiamo detto in altri momenti, non useremo mai il nostro consenso come una clava nei confronti degli alleati del centrodestra. Il primo motivo è perché noi non facciamo favori al centro-sinistra che vuole un centrodestra più occupato a litigare che a governare. In secondo luogo perché manteniamo la parola. Ci siamo presentati come centrodestra unito al sostegno del Presidente Fedriga con un programma definito. Noi non chiediamo né posti né strapuntini né poltroncine né penne né regalini. Naturalmente però gli elettori hanno dato una chiara indicazione di apprezzare non solo il modo di far politica ma anche le linee di Fratelli d'Italia. Su questo chiediamo attenzione. Conferma questa linea il leghista Antonio Calligaris. Il voto dell'Europea ha confermato la maggioranza regionale,
è confermato anche il lavoro, non credo cambierà molto all'interno delle forze di maggioranza. Insomma, stiamo lavorando fra l'altro per l'assestamento, credo che porteremo avanti anche delle idee comuni, credo quindi che non ci saranno problemi. Dall'opposizione il capogruppo del Partito Democratico, Diego Moretti, invece disegna uno scenario completamente diverso. Se ci saranno cambiamenti in maggioranza lo vedremo. Quello che credo avverrà è sicuramente un maggior protagonismo anche in occasione di quelle che saranno le prossime nomine che la Giunta dovrà fare nelle partecipate regionali, e credo che su questo Fratelli d'Italia farà valere anche il mutato equilibrio nel frattempo ottenuto a seguito delle elezioni. Per quello che riguarda la nostra opposizione, noi non molleremo dall'atteggiamento che abbiamo fin qui tenuto. Rilievi in corso sul Colle di San Giusto per un ulteriore importante passo verso il progetto esecutivo che cambierà il volto pedonale e viabilistico del sito. Questa mattina a svolgere le analisi erano presenti gli studenti dell'Istituto Sansovino di Oderzo. Dopo i primi interventi sulle alberature del piazzale del Colle di San Giusto, seguiti a quelli del Parco della Rimembranza, oggi ha preso il via la fase di rilievo che porterà poi alla realizzazione di un progetto esecutivo con alcune modifiche sul profilo della mobilità e degli aspetti architettonici e culturali del sito. A occuparsi di queste attività oggi rappresenta un gruppo di studenti dell'Istituto Sansovino di Oderzo, accompagnati dai docenti e sotto il coordinamento dei tecnici del Comune di Trieste e della Soprintendenza. Continuano adesso, grazie all'impegno del servizio strade, le opere progettuali volte alla redazione di un progetto esecutivo che cambierà e valorizzerà anche quelli che sono gli aspetti della mobilità, oltre che gli aspetti e gli elementi architettonici e culturali del sito. Oggi abbiamo avuto anche il piacere e il supporto fondamentale di un istituto tecnico con la collaborazione dei ragazzi, l'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo. I ragazzi erano impegnati in rilievi geometrici di precisione dell'area interessata con la strumentazione laser scanner Leica RTK 360. Stanno rilevando l'intero complesso che sarà poi possibile rivisitare attraverso la realtà aumentata e interfacciarsi direttamente con il modello, perché il rilievo è un rilievo geometrico di alta precisione in cui ogni punto è ben definito nello spazio e quindi in tempo reale noi possiamo vedere sia il contesto sia interrogare il contesto chiedendo delle misure, facendo in tempo reale delle sezioni in qualsiasi direzione e quindi ci consente di avere una nuvola di punti e quindi un modello geometrico di precisione che può essere utilizzato per molteplici fini che vanno solo da quello turistico fino a quello professionale e altamente professionale. In occasione dell'iniziativa Aperti per voi sotto le stelle, i volontari del Touring Club Italiano di Trieste accompagneranno i visitatori in una visita alla sede storica della Casa di Spedizioni Francesco Parisi. Ciò avverrà il 21 di giugno, quindi venerdì prossimo. Sede, quella della Parisi, realizzata nel 1885, che conserva ancora la distribuzione planimetrica e gli arredi originali. L'accesso è esclusivamente su prenotazione con una donazione a favore del touring dal sito touringclub.it/eventi/sotto Linetta Le, Linetta Stelle, Linetta Trieste, Linetta Sede, Linetta Storica, Linetta Francesco, Linetta Parisi. È un po' complicata, ma insomma sul sito poi trovate tutte quante le indicazioni. Contestualmente il Touring Club ha annunciato la nomina di Laura Carlini Fanfogna a console del Touring Club Italiano per Trieste. Col che possiamo fermarci per la pubblicità, ritorneremo con altri servizi per voi. Rientriamo in studio, dovremmo essere collegati con Gianluca Paladin che questa mattina a Gorizia ha seguito in prefettura un incontro dedicato ai temi della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico e logicamente anche delle questioni dei confini. Vediamo se Paladin è in onda. Buongiorno Gianluca. Grazie, esatto, si è concluso l'incontro trilaterale tra i ministri di Italia, Slovenia
e Croazia, e anche ovviamente l'incontro precedente, quello del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sempre in prefettura, con anche il prefetto Ricciardi di Gorizia. Ecco, innanzitutto diamo subito dei dati. Oggi è stata una giornata anche un po' di bilancio della situazione per quanto riguarda la fruttuosa collaborazione, così è stata definita, tra le tre nazioni. Sono diversi dati che ci hanno enunciato da quando è stato sospeso Schengen. Sono state controllate 422.000 persone in ingresso per anche il Friuli Venezia Giulia, 200.000 veicoli, 1.800 i migranti irregolari respinti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Di questi ben 1.000 solo dalla provincia di Gorizia. Sono stati operati 190 arresti e oltre 90 riguardavano appunto il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ma si è parlato anche di rafforzi di personale delle forze dell'ordine, poliziotti e carabinieri che arriveranno da Roma e verranno inviati in Friuli Venezia Giulia, circa un centinaio di loro, alcune decine dei quali saranno destinati anche al rafforzamento dei confini, dei controlli dei confini, quindi non solo per le aree turistiche che ovviamente d'estate vanno presidiate al meglio. Quindi oltre 100 unità in arrivo. C'è stato un confronto con il procuratore capo, che ha segnalato pure delle esigenze di risorse da rendere disponibili ai tribunali per quanto riguarda la polizia giudiziaria. Si è parlato anche di un piano più generale di sistemazione di strutture compensative anche per quanto riguarda i migranti. Detto questo, spostiamoci a Trieste, perché il ministro Piantedosi ha parlato anche di Silos, che dovrebbe essere sgomberato a breve. In realtà non si deve parlare di sgombero, aveva detto il prefetto di Trieste, ma meglio parlare di chiusura. Ebbene, gli abbiamo chiesto se questa avverrà effettivamente venerdì, come si vocifera. Elusivo è stato il ministro Piantedosi su questo, dirà opereranno la polizia e i carabinieri in loco. Comunque si va sicuramente a brevissimo verso la chiusura, quindi dovrebbe avvenire, credo, come pronosticato questa settimana, e poi verranno offerte diverse sistemazioni ai migranti, sia per quelli che anche per quelli che arriveranno dopo il Silos, dopo la chiusura del Silos. Quindi, da quel che ho capito, non solamente la sistemazione di Camposacro, ma ovviamente vanno individuate altre sistemazioni e devono partire anche subito i trasferimenti. Quindi pare che la macchina organizzativa, secondo le parole del ministro, si sia messa già in moto e pronta, operativa, per smistare anche le persone in altre regioni e per dare nuove destinazioni e proporre nuove destinazioni anche nella nostra regione a questi migranti, che ovviamente alcuni verranno subito ospitati a Camposacro quando sarà pronto, però insomma poi ovviamente bisogna pensare anche a coloro che arriveranno. Questa è in grandi linee la situazione tratteggiata dal ministro Piantedosi, che peraltro ha parlato in questo quarto vertice trilaterale con gli altri ministri della possibilità di continuare con fruttuose collaborazioni anche in futuro, e quindi con nuovi punti di aggiornamento che verranno fatti, credo, nei prossimi mesi. La situazione per quanto riguarda l'estate, sia per i presidi ai confini che per quelli nelle aree turistiche, è sostanzialmente delineata. Questo in sintesi. Umberto, ti restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladini. Il Tribunale di Trieste è quinto in Italia per tempi medi più lunghi per portare a termine un processo civile, uno dei dati contenuti nell'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore. Il Tribunale di Trieste, con 940 giorni di media per risolvere un processo giudiziario di natura civile, è in affanno ed è il quinto per tempi medi più lunghi in Italia. La tempistica è in aumento del 17,6% rispetto al 2019, prima della pandemia. Lo rileva il Sole 24 Ore oggi in edicola, che ha compiuto un'inchiesta in tal senso, che ha accertato un rallentamento dei tempi del 25% dei tribunali italiani. Secondo il quotidiano economico, il rallentamento sarebbe
sarebbe dovuto in particolare ai ricorsi dei migranti contro i provvedimenti di diniego della protezione internazionale e per le richieste di riconoscimento di cittadinanza. Il nostro territorio è il terminale della rotta balcanica, ha spiegato il presidente del Tribunale di Trieste, Igor Maria Rifiorati. Dal 2020 al 2023 sono stati iscritti 10.000 procedimenti in materia di protezione internazionale e 2.500 nei primi 5 mesi di quest'anno. Le pendenze della sezione specializzata rappresentano quasi il 60% del contenzioso civile del Tribunale. L'emergenza, prosegue Rifiorati, ha determinato il Ministero ad aumentare la pianta organica di 4 unità e il CSM a disporre l'applicazione di un magistrato da un altro distretto, ma con le risorse assegnate non si è neanche coperto il turnover ordinario. Gli addetti all'ufficio per il processo sono essenziali per mantenere l'operatività, ma oltre un terzo se n'è già andato per lavori a tempo indeterminato. Nella classifica negativa compare anche il Tribunale di Pordenone, che ha peggiorato i tempi medi del 20,7%, una percentuale più alta di quella di Trieste. Il numero di giorni medio è però inferiore a quello del capoluogo regionale, e cioè si ferma a 406. Questa mattina è stata presentata l'edizione 2024 del Premio Aveninchi. Il Premio Aveninchi è un'iniziativa voluta dall'Armonia che intende sottolineare la freschezza delle compagnie amatoriali teatrali del Triveneto, ma anche di altre zone, segnatamente anche per esempio dell'Istria e della Dalmazia. Vediamo allora il servizio. L'estate teatrale dell'Armonia si preannuncia ricca di appuntamenti, con un raddoppio del Festival Internazionale Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, con il sostegno dei comuni di Trieste e Duino Aurisina. Le compagnie dell'Armonia non stanno mai ferme, e soprattutto d'estate propongono una serie di spettacoli, e non solo al loro pubblico di riferimento che li accompagna durante la stagione, ma anche in posti diversi del territorio. Questo credo sia molto bello, molto interessante, perché contribuisce ad arricchire il panorama culturale e teatrale della nostra città anche durante il periodo estivo. La manifestazione avrà luogo a ingresso gratuito i giorni 22 e 23 giugno e 19 e 20 luglio, con inizio alle 21 a Borgo San Mauro di Sistiana, nell'area sportiva fronte la chiesa, nell'ambito di Come Sere d'Estate del comune di Duino Aurisina, che ospita l'iniziativa ormai da 19 anni. E poi ancora dal 1 al 4 agosto nell'ambito di Trieste Estate nel giardino del Museo Sartorio. Allora, quest'anno ci sono 8 appuntamenti, 4 a Duino Aurisina, come solitamente facciamo d'estate, ma la novità di quest'anno è che facciamo 4 appuntamenti al Museo Sartorio dentro il Trieste Estate. Questa è veramente una bella situazione, una novità. Una delle novità che ci stanno portando la 40esima stagione dell'Armonia, dunque le novità stanno iniziando. L'evento estivo nasce a seguito dell'ottimo successo di pubblico e critica che il festival ha registrato in 29 anni d'attività dell'edizione invernale, che ha dato l'occasione all'Armonia di presentare al pubblico triestino i migliori spettacoli prodotti dalle compagnie teatrali amatoriali del Triveneto e dell'Istria. Cambiamo argomento. L'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi commenta ancora con prudenza il piano nazionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, guardando in particolare all'appropriatezza degli interventi. È ancora molto cauto l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel valutare quali potranno essere effettivamente le conseguenze del piano nazionale per il taglio delle liste d'attesa, presentato nelle scorse settimane dal governo. Intenti nobili che talvolta si scontrano con procedure amministrative macchinose o, e qui la sottolineatura di Riccardi, sulla appropriatezza delle prestazioni. Ogni sforzo che va nella riduzione della lista d'attesa è il benvenuto. Credo che ci siano diversi spunti interessanti. Penso che il più interessante sia quello della defiscalizzazione di parte delle prestazioni pagate ai professionisti sanitari. Ne esce difatti un quadro dove l'apporto di risorse, siano esse economiche o umane, valgono tanto quanto l'organizzazione dell'intero sistema, visto che oggi si vive un sensibile aumento delle richieste di ospedalizzazione o di presa in carico dei pazienti nei territori. Questo Paese ha un problema, quindi anche questa regione ovviamente, ha un problema legato
alla appropriatezza prescrittiva. Se noi stimiamo che quasi la metà delle prescrizioni sono aumentate dal 2019, è evidente che questo sistema non è in grado di dare una risposta così. Bisogna ritornare all'appropriatezza della prestazione, altrimenti il sistema rischia di fare 2 o 3 volte le cose delle persone che non hanno bisogno, rischiando di non farle realmente a quelli che hanno bisogno. E con le immagini torniamo in Piazza della Borsa, dove ieri la Pallacanestro Trieste ha celebrato il ritorno in A1. Dovremmo partire, eccole qua, pronte. L'ultimo atto di una festa infinita che premia la Pallacanestro Trieste, lo staff, tutti i giocatori, i tifosi qui presenti in Piazza della Borsa per assistere a questi festeggiamenti. Tutto per la Pallacanestro Trieste, tutto per il ritorno in Serie A1. Sì, dopo l'abbraccio di gara 4, adesso abbiamo un abbraccio alla città qui in Piazza della Borsa, un'occasione magnifica, siamo pronti a festeggiare, anche perché comunque sono 4 giorni che chi più chi meno festeggia, e quindi di conseguenza adesso ci godiamo l'abbraccio dei nostri tifosi che ci hanno supportato nei playoff. Tanti giovani e meno giovani solamente qui per voi. A chi dedicate oltre alla città questa vittoria? A tutto l'impegno, credo, di una squadra che ha lottato fino in fondo. Sicuramente un gruppo coeso, sicuramente un gruppo fatto di amici, di persone vere, che ha lottato fino all'ultimo anche in momenti difficili, e quindi di conseguenza una vittoria che va dedicata molto alla squadra, ma soprattutto anche alla società, che ha avuto lungimiranza, ha avuto voglia di investire in questa città, in questa squadra, e quindi di conseguenza va anche a loro un grande merito, un grande applauso. E allora buona festa. Grazie. Allora vi ricordo l'appuntamento alle ore 18 con Trieste in diretta, e poi alle 19:30 l'appuntamento con il telegiornale, appunto delle 19:30. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci vediamo più tardi, buon pomeriggio.